Salvatore Boidu, direttore del centro Europe Direct del comune di Nuoro. Il 9, in occasione della festa dell'Europa, avete in programma una grande manifestazione che ricorderà anche il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, che sono costitutivi delle comunità europee, di cui l'Unione Europea è l'erede. Cosa programmerete? Beh, intanto riprendiamo una consuetudine degli anni passati, che è quella di ritrovarci in Piazza Vittorio Emanuele tutti insieme, soprattutto pensando ai cittadini, anche quelli più piccoli, per ricordare questa importante, tappa storica che ha garantito più di 50 anni di pace in tutti gli stati dell'Unione Europea. Quindi è occasione in questa fase storica per riprendere questo incontro, ritrovarci con le nostre attività tipiche degli anni passati, cioè ci ritroveremo con il taglio delle torte d'Europa con tutti i più piccoli soprattutto, e poi volevamo dare la possibilità alle band locali di ogni età di poter suonare sul palco di Piazza Vittorio Emanuele gratis. L'organizzazione prevede, così come in passato, anche l'assegnazione dei premi ai primi 3 classificati. Ricordo anche che al mattino del 9 maggio c'è un importante avvenimento. A Nuoro facciamo l'evento finale di un concorso nazionale, si chiama A Scuola di Open Coesione, che ha coinvolto le classi terze e quarte degli istituti superiori. Tutte le classi che hanno partecipato della Sardegna si ritrovano a Nuoro per l'evento finale, per sapere, tra l'altro in diretta martedì mattina, chi ha vinto i premi del concorso nazionale, e speriamo che anche qualche scuola sarda possa essere della top 10.